del Consiglio di amministrazione di Patavina Contenti e di essere la mutua Chiogiotta, il membro del Consiglio Chioggiotto. Mi sono sentita innanzitutto di salutarvi e di ringraziarvi. Vedo che la risposta è stata massiccia. Questa mattina qualcuno mi ha chiamato, ormai la chiamiamo l'influenza di stagione, appunto perché la positività è diventata all'ordine del giorno e quindi qualche definizione c'è stata proprio per questo motivo. Ringrazio le istituzioni, abbiamo Monsignor Francesco Zenna per la diocesi di Chioggia, e lo salutiamo di cuore, lo ringraziamo, e il nostro sindaco, il padrone di casa, quindi la parte istituzionale, le associazioni, i rappresentanti delle categorie economiche della città che hanno voluto essere presenti. Ringrazio anche la stampa che quando in qualche maniera c'è un qualcosa di bene, voi sapete che io ho un po' il pallino del bene della città, ecco, e quando c'è così questo movimento, questo effetto, interesse, possiamo dire tante parole, la stampa c'è e vi ringrazio. Devo anche come cittadina dirvi una cosa, facendo parte di questo consiglio di amministrazione, che dico proprio è un gran bel consiglio, una parola molto semplice, però in questo anno di lavoro abbiamo tutti, trasversalmente, ognuno per le proprie competenze, abbiamo cercato il bene proprio di creare, di formare, di far sì che Patavina Conte possa dare il meglio di sé. Noi abbiamo un grande rapporto come città con Banca Patavina che ha voluto Patavina Conte ETS. Ci sono 3 succursali, sono 3 filiali ed è molto vicina al territorio, lo è veramente dalle associazioni più grandi a quelle più piccole e quindi non si può noi in qualche maniera, sapete che un altro pallino è quello della riconoscenza, non si può non essere riconoscenti. Ringrazio la Presidente del Consiglio di amministrazione, i miei colleghi, i consiglieri tutti e vi ringrazio per essere qua. Non è il mio ruolo, io volevo solo salutarvi e ringraziarvi, passo la parola alla dottoressa Morello che è la responsabile della comunicazione di Banca Patavina. Prego Federica, grazie. Grazie alla consigliera, la dottoressa Stefania Lando, che ha già introdotto e descritto il motivo per cui siamo qui per la presentazione dei bandi di Patavina Conte ETS e pertanto entriamo subito nel vivo di questa conferenza stampa che appunto alla quale abbiamo invitato i giornalisti ma anche le categorie in modo che sia ben conosciuta e viva nel territorio e abbiamo concordato con il sindaco, lui e il vicario del vescovo parleranno alla fine anche per commentare questa iniziativa. Io darei subito la parola al vicepresidente di Banca Patavina, il dottor Mirko Trovato.